Ciao ragazzi, siamo al Palalinte a Erbezzo, piena Lessigna, e qui 500 persone e più si sono date appuntamento per dare l'arrivederci all'anno che se ne va e accogliere quello nuovo in un modo tutto particolare, perché tra poco, dopo una bella passeggiata, daranno vita al Busimos Christmas Tree, l'albero di Natale vivente più grande del mondo. Tutti i partecipanti sono stati ripartiti in 6 gruppi, che sono esattamente le sezioni nelle quali è diviso anche l'albero di Natale che tra poco andranno a comporre. E perché sarà un albero di Natale vivente? Perché ognuno ha una torcia come questa, aspetta un attimo, eccola qua, che poi al momento opportuno verrà accesa. Simultaneamente tutti e 500 con un effetto visivo fantastico, visibile se il tempo lo permetterà, addirittura da Verona e forse anche di più. Che freddo è, mamma cara. Claudia? Sì? Quanto manca? Pochissimo, ci siamo. Cioè? Pochissimo, 100 metri, 200 al massimo. Da Montanaro? Davvero Montanaro. Non più allora io manco un par di chilometri. Ce l'abbiamo quasi fatta, avanti. Dove si va pure avanti, arrivo. Ragazzi, bellissimo. Un'iniziativa da Lessigna. Merita sicuramente di essere vissuta. Dal prossimo turno. Però mi alleno prima. Ci siamo quasi, da questo punto inizia l'ascesa al Monte Busimo. Abbiamo camminato per circa un'oretta con un paio di soste di ristoro, con vin brûlé e tè caldo, ma ci siamo quasi e tra poco ci sarà l'accensione del grande albero di Natale vivente, il Busimo Christmas Tree. Yeah. Eccola qui ragazzi, la bellezza della Lessigna. 500 persone che si sono radunate per rendere omaggio alla bellezza di questa terra, dando vita all'albero di Natale vivente più grande del mondo, con queste luci LED che sicuramente illuminano, ma una fiamma riscalda sempre. Ciao ragazzi, buon 2020. Perché mi sono scottato.